Andrea Bonomi, presidente dell'Equity Group Invest Industrial, che controlla Ducati, la storica casa di Borgo Panigale, ha annunciato al Financial Times l'intenzione di vendere la società o di quotarla in borsa per un valore che il quotidiano finanziario stima fino a €1 biliardo, una cifra 3 volte superiore all'investimento iniziale. Bonomi ha dichiarato che Ducati è una società perfetta, ma che crescere ancora ha bisogno del sostegno di un partner industriale di rilevanza mondiale. Quest'anno lavoreremo alla ricerca del partner, ha aggiunto Bonomi, che riferisce dell'interesse di un certo numero di gruppi in Europa, Asia e Stati Uniti. Nel 2011 Invest Industrial ha dato mandato a Goldman Sachs, a Deutsche Bank e Banca IMI di valutare le possibilità di una quotazione di Ducati sulla piazza di Hong Kong, anche se secondo il Financial Times la vendita a un gruppo rivale o a un gruppo automobilistico appare come l'opzione più probabile. Dalla sua apparizione ad EICMA, la nuova Ducati 1199 Panigale ha subito polarizzato l'attenzione degli appassionati ducatisti e non solo. La Superbike Ducati di ultima generazione, la 1199 Panigale, supera le barriere ingegneristiche del design motociclistico e fissa lo standard di riferimento più estremo di sempre, tracciando la strada per le sportive del futuro. Alla base degli incredibili risultati ottenuti da Ducati con la 1199 Panigale ci sono il rapporto di potenza-peso e il rapporto coppia-peso, mai raggiunte per una moto di produzione. La nuova moto sarà disponibile nelle versioni 1199 Panigale, 1199 Panigale S e 1199 Panigale S tricolore. Il prezzo chiave in mano della nuova Ducati parte da €19.190 per la versione base. Fiat Gruppo Automobile è in prima fila nella ricerca di soluzioni innovative per il contenimento delle emissioni inquinanti e del livello di CO2. Per raggiungere questo traguardo il gruppo Fiat sta investendo nello sviluppo di nuovi prodotti. In particolare Fiat Gruppo Automobile è l'unico costruttore europeo a proporre vetture e veicoli commerciali a doppia alimentazione GPL benzina e metano benzina. La maggioranza delle vetture circolanti alimentate a GPL o metano sono state trasformate a gas con installazioni aftermarket. Il gruppo Fiat ha scelto di entrare in questo settore con impianti specifici progettati, fabbricati e garantiti da ciascun brand e commercializzati attraverso la normale rete di vendita. Dal 9 al 12 febbraio 2012 si è disputato il Rally di Svezia, nel quale Mikko Hirvonen e Jarno Lehtinen hanno conquistato il secondo gradino del podio alla guida della Citroën. Sebastian Loeb e Daniel Elena sono rimasti in testa al campionato del mondo piloti e si aggiudicano, oltre ai punti del sesto posto, anche quelli del miglior tempo della Power Stage. Anche Citroën conserva il comando del campionato del mondo costruttori. Dopo l'inizio di stagione con la gara di Morbegno, il campionato italiano Trial Indoor torna domenica 19 febbraio col secondo round che si svolgerà nel Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno in provincia di Brescia. Si riproporrà la sfida già avuta per tutto il 2011 e per la gara di Morbegno tra Matteo Grattarola e Fabio Lenzi. BMW Motorrad ha stabilito nel 2011 il nuovo record di vendite della sua storia con un totale di 104.286 unità, con un aumento del 6,4% rispetto all'anno precedente, un risultato ancora più interessante considerando che in ciascuno dei 12 mesi del 2011 sono state vendute più moto che nel 2010. Il precedente record di vendite era del 2007 con 102.467 unità. Nel segmento di mercato oltre i 500 cm3 BMW è stata in grado di aumentare la quota di mercato mondiale ad oltre il 12%, raddoppiandola virtualmente in appena 4 anni. In Germania le vendite sono state di 20.000 veicoli con 2.846 moto in più rispetto al 2010, con una crescita del 16,6%. Il mercato italiano rappresenta il secondo mercato per BMW Motorrad. Sono state immatricolate 13.624 BMW, con una leggera contrazione del 5,7% in meno, a fronte della contrazione del mercato
mercato moto italiano dell'11,3%.